Cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Venti del Territorio. Quest'oggi ritorniamo a Parè, 11ª edizione della festa paesana, e siamo in compagnia di una componente del direttivo del Comitato Festeggiamenti. Ben ritrovata Laura. Grazie. È un piacere ritornare qui a Parè e adesso a te la parola per spiegare questa magnifica festa paesana. Grazie mille. Questa è l'11ª edizione di questa festa paesana, fortemente voluta da un gruppo giovani all'inizio e poi naturalmente ha trovato altre persone che potevano aiutare. L'edizione di quest'anno ha qualche novità, nel senso che ci siamo interrogati sul fatto che era necessario fosse offerto alla gente anche un'occasione culturale, non solo gastronomica, per arricchire così questo appuntamento. E così quest'anno l'apertura ufficiale è stata fatta domenica scorsa con un concerto del gruppo Musicantus Ensemble. Poi abbiamo avuto Don Alessio Magoga che ha fatto una serata sui misteri di Fatima, visto che la nostra patrona è la Beata Vergine di Fatima. Abbiamo realizzato una mostra d'arte con 3 artisti, una pittrice, un acquarellista e un ceramista, e questa sera ufficialmente apre con lo stand gastronomico aperto a tutti. Questa sera c'è la paella, avremo venerdì prossimo il fritto misto, ma abbiamo anche lo spiedo domenica prossima, poi abbiamo polenta e capriolo la domenica successiva, ma una grande varietà, il pastin dell'alpago, il formaggio alla griglia, basta venire e assaggiare. Certo, assolutamente, non sarebbe possibile se non ci fosse questa volontà di essere comunità anche in occasioni conviviali così. E siamo appoggiati in pieno dal nostro parroco, Don Michele Maiolo, che ringrazio. Questa sera ufficialmente ci ha dato la benedizione come tutti gli anni all'inizio della sagra. Assolutamente senza il volontariato non sarebbe possibile fare niente. Volevo ricordare che sabato pomeriggio, domani, tempo permettendo, abbiamo un'occasione anche per i più piccoli, avremo il Ludobus nel pomeriggio per i bambini, e poi vi aspettiamo ad assaggiare le nostre specialità, abbiamo dei cuochi speciali, devo dire la verità. Laura, si sente effettivamente il profumo che esce dalle cucine, secondo me è il caso che ci facciamo servire un piatto. Certo, ti aspetto. Grazie mille Laura, e voi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi che la festa di Parè è aperta e vi aspettano qui a braccia aperte per un buon bicchiere di vino e tante buone prelibatezze. Grazie mille e arrivederci.